Bene, sono qui con Fausto Biloslavo, che è un noto corrispondente di guerra. Benvenuto Fausto e grazie per la tua disponibilità. E naturalmente lui presenterà stasera un tema molto importante che per anni è stato nascosto, tra virgolette, dalla storia d'Italia, la verità infoibate, no? Ecco, la giornata del ricordo è il 10 di febbraio. È una giornata molto importante, soprattutto anche per questa regione e soprattutto anche per la zona di Trieste, dove tu conosci bene. Ecco, il tema come è sentito adesso, Fausto? Ma tra l'altro lasciami dire che sarà una giornata quest'anno particolarmente importante perché è stato annunciato anche da poco e deciso nell'ultimo Consiglio dei Ministri la costituzione di un grande, centrale, direi unico museo del ricordo delle foibe dell'Esodo che verrà edificato a Roma. E questo è molto importante, insomma, perché come la giornata del ricordo anche il museo resta per sempre. E purtroppo devo dire che allora, è stato un bene, un grande bene che alla fine sia stata istituzionalizzata questa giornata ormai 20 anni fa dal Parlamento. Perché altrimenti quelle verità che sono rimaste infoibate per oltre mezzo secolo sarebbero state dimenticate piano piano. Probabilmente per sempre, perché poi anche la scuola, no? Sui libri di scuola non si legge, l'opinione non ne parla. Io quando portavo i calzoni corti ed ero al Nautico di Trieste, studiavo sul testo di storia che era in Camera Fabietti, copertina rossa, e alle foibe erano dedicate 3 righe, dicasi 3, in cui si diceva manca di taccarsi, che dove sono stati gettati dei fascisti per vendetta, qualche centinaio, finita là, insomma, ecco. E ovviamente non fu così e per fortuna, insomma, 70 anni, 80 anni dopo si può cominciare a parlare anche liberamente, senza bavagli di nessun tipo. Però per rispondere alla tua domanda, è vero che forse questa giornata non è ancora sentita in tutte le parti d'Italia in ugual maniera, proprio per quella cappa di silenzio che è durata mezzo secolo, per cui a parte le terre che hanno subito il dramma delle foibe, che sono le nostre, c'è l'unico monumento nazionale, è la foiba di Basovizia e sopra Trieste, sul Carso Triestrino. A parte le nostre terre, forse appunto non c'è la stessa attenzione e sensibilità, ma non per colpa degli italiani, ma per colpa di un sistema anche scolastico, anche culturale e anche politico che ha relegato le foibe e l'esodo nel dimenticatoio per tanto tempo per motivi di realpolitik. Diciamo per il sistema dominante fino a un certo punto. Sistema dominante anche di realpolitik, perché Tito è stato graziato, dalla storia per questi crimini di guerra, che tra l'altro, piccola parentesi, magari dopo ne parliamo. Non ci sono solo infoibati italiani, ma il più alto numero di massacrati, infoibati, sepolti e dimenticati per sempre sono proprio il popolo slavo, cioè gli sloveni, i croati, i partigiani cetrici, serbi. Lui ha avuto anche una medaglia, no? dallo Stato italiano, e qualcuno dice che bisognerebbe toglierla in qualche modo, no? Questo è un vulnus che non si sa come uscire. Insomma, io sono contrario alla cancel culture, ma in questo caso non si tratta di cancel culture, in questo caso si tratta di un atto di giustizia, perché abbiamo dato a Tito la più alta onorificenza dello Stato italiano, e chiunque vada sul sito del Quirinale e cerchi nella sezione onorificenze di Stato, cioè quelle quindi che ancora in essere, trova Tito e trova il Gran Cordone e così via. Quindi per questo bisogna levargliela, proprio perché Tito è stato anche un grande statista, per l'amor di Dio, perché è riuscito a portare avanti la Jugoslavia finché è stata in vita. Ha tenuto vicino appunto molti popoli, no? e a tenerli assieme, magari una pentola a pressione, però è riuscito a tenerli assieme. Però è stato anche il boia degli italiani e non solo, insomma, questo non si può dimenticare. Dicevo prima che la Realpolitik ha
provocato, ha dettato il tabù di Stato nei confronti di Israele per tanto tempo. Perché? Perché Tito è stato intelligente, dopo 3 anni si è allontanato da Mosca, dall'abbraccio mortale di Stalin, e quindi è diventato paese non allineato, sì, ma in realtà un leader dei non allineati praticamente. Sì, si è rifatto una verginità. Si è rifatto una verginità, ma soprattutto si è rifatto una verginità con l'Occidente, perché di fatto era uno stato cuscinetto nel possibile scontro fra est e ovest ai tempi della guerra fredda. Io sono andato a Washington, negli archivi dell'intelligence americana, che ogni tanto desecreta insomma gli atti di 28 anni, a leggermi i rapporti della CIA degli anni 50, in cui dicevano chiaramente che Tito era un alleato segreto, diciamo, ed erano pronti i piani per rifornirlo di armi con ponte aereo e di mezzi nel caso di un attacco dell'armata Tra parentesi rossa anche i confini che ci hanno ridisegnato, ci hanno penalizzato alla grande in sostanza. Ecco, ma molti sono, diciamo così, esodati, perché questo sono andati all'estero, molti ci vedranno questa tua intervista in molti continenti, in Australia, negli Stati Uniti, in America Latina, gente che è andata, che ha ancora nel cuore i posti dove sono partiti. E io voglio rivolgere un caro saluto proprio agli esuli e soprattutto anche ai figli di esuli che ormai vivono all'estero e che sono stati in parte anche costretti a lasciare la madrepatria, soprattutto dopo il 1945, anche perché non erano stati tanto bene accolti in casa, almeno all'inizio, insomma, e appunto c'era questa vulgata a tutti gli esuli istriani, fiumani, dalmati, sono tutti fascisti, no? Non era così, ovviamente. Etichettati immediatamente. Esatto. Però molti hanno scelto la via dell'esilio definitivo di fatto, no? Perché si sono rifatti una vita in Canada, in Australia, negli Stati Uniti, e quindi è proprio loro. Apparentemente facendo anche una fortuna personale, perché alcuni assolutamente sì, e rivolgo a loro appunto un saluto, perché li considero più italiani degli italiani, soprattutto su questi temi, insomma, ecco, che ascoltano e apprezzano e vogliono sapere molto di più di una tragedia che magari ha toccato proprio le loro famiglie da vicino. Ecco, c'è magari qualche libro che tu consiglieresti perché magari l'opinione pubblica possa farsi un'idea, perché non molti lo fanno, ma io te lo chiedo. Prima di tutto Verità infoibate, ecco. Ovviamente, che è il testo che abbiamo fatto assieme a Matteo Carnieletto, un giovane collega del giornale, e che racconta tanti tabù, insomma, e anche tante piccole rivelazioni, come l'innamoramento dell'allora parlamentare Biden, poi diventato presidente degli Stati Uniti, per Tito, quando è venuto in Jugoslavia, e l'ha anche conosciuto ai funerali di Cardelli a Lubiana, insomma. Però ce ne sono anche altri, ormai insomma ne stanno venendo fuori parecchi. Io consiglio solo di non dubitare, ma insomma di fare attenzione magari ai testi di tanti professoroni che magari per tanti anni, no, hanno seguito la vulgata, cioè quella del tabù di Stato, e che poi improvvisamente si sono accorti che non era così, insomma. Ecco. Quindi insomma ce ne sono diversi, e tra l'altro probabilmente col giornale, insomma, anche lo pubblicheremo, è da vedere un'audizione proprio degli inizi di febbraio, un'audizione a distanza con la commissione parlamentare che si occupa proprio di analizzare la proposta di legge per levare l'onorificenza a Tito, in cui appunto ci sono poi queste posizioni molto diverse, per esempio il professor Raul Pupo che appunto
dice che non bisogna levare la medaglia a Tito, e invece Sandro Albertini, presidente della Lega Nazionale, che spiega perché bisogna levarla. E io inviterei anche, insomma, tutti quelli che ci seguono e ci ascoltano di andare a vedere, tra l'altro è pubblico sul sito della Camera proprio il link, e ascoltare con le vostre orecchie cosa dicono tutti e due, insomma, e farsi poi un'idea. Bene, sarà fatto come sarà propagandato il tuo libro Verità informate, che mi pare che la SB, l'organizzazione che ha preso in mano la serata, lo sta portando in maniera... SB sarebbe Silvia Boscarello. Sì, volevo ringraziare poi la Silvia Boscarello che è una colonna, perché senza di lei Tony veramente. Capozzo, il sottoscritto e tanti altri giornalisti di cui lei appunto si occupa e ci porta per mano organizzandoci gli eventi, noi saremmo perduti. Io devo dire, adesso che lo sente, che ci mette il cuore e l'anima, e veramente gli facciamo i complimenti anche a te. Naturalmente ti seguiremo, naturalmente non mancherò di collegarmi con te quando ci sarai in qualche parte del mondo, se tu sarai disponibile, per rendere appunto queste testimonianze che sono molto interessanti e di cui noi ci vantiamo della tua grande professionalità. Grazie ancora. Ciao. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.